Simone Barbato, ciao Simo. Siamo venuti fin qua per vedere Paolo presentare. Buonasera a tutti gentili telespettatori e buonasera a te Paolo Marcello. Grazie Simo, sempre troppo buono. Ci racconta Lecce Milan Matteo Mosconi, ciao Matte. Ciao Paolo. Vogliamo dire a tutto il mondo calcistico come finirà Lecce Milan? La sfera magica si sta per calare sul campo di Lecce. Il diavolo claudicante, dopo essere stato buttato giù dal torrazzo di Cremona, sul torrazzo di Cremona, ah, come le bella, come le bella, come le belle. Zoppicante ferito, non ha più cantato la sua canzone preferita. Fuoco nel fuoco, il diavolo rosso lo sa, ne basta poco per bruciare chi lo sfida, ma poi la Cremonese ha vinto quando dalla torre mi ha spinto. E allora, preceduto da una vampa di fuoco, raggiunge il campo di Lecce, dove un altro fuoco, quello dell'astro celeste, ha appena finito di ardere. Gentili telespettatori e gentili telespettatoresse, contesse, duchesse, dottoresse, campionesse che con il calesse sanno fare la S all'OVS, benvenuti allo stadio Via del Mare, dove la partita sta per cominciare. Da una parte il simbolo del Lecce, la lupa che si trova sotto un leccio. Dall'altra il simbolo del fuoco, un diavoletto col cero fioco. Se delle ostilità si deve dare l'inizio, l'arbitro del fischietto soffia l'orifizio. Subito travolgente il Salento che ubriaca ingrigisce del Milan la prestazione opaca. Le giallorosse magliette che vanno come il vento ispirano ad Allegri un grande lamento. Il mister toscano che d'allegro non ha nulla abbassa l'aspettativa e la testa sgrulla. Cos'altro mi puoi dire se non che sono grullo? Ingenuo sono stato come fossi un fanciullo. Tornare rossonero per la fame e la gloria mi ha subito levato la cresta e la boria. Mentre si dispera e si crogiola nel fango, Modric ai salentini fa ballare il tango. Con un soffice pallone sconellato al centro, l'ambizione nella rete fa subito centro. E scusa, chiede Modric al pubblico impazzito, ammette la fortuna nello stadio gremito e merito del vento che la sfera ha deviato, riprende a calcare il verdissimo prato. Allor dall'orifizio si risoffia 3 volte, ma subito del Milan le gioie son tolte. È stato un tifoso della Fossa dei Leoni a fischiare 3 volte tra le tante canzoni. Dalla gioia allo sdegno per il forte inganno, turbato il Milan per un grande danno. E mentre stava festeggiando così gioioso, il Lecce con astuzia fa un gol strepitoso. Ecco. È finita la sfera magica. Sul campo di Lecce, dopo un gol all'ultimo secondo del 98esimo, il Lecce pareggia 1-1 col Milan e io, Paolo Marcello, ti do la linea. Grazie Simo, bravissimo, molto bella, Sì, molto secondo me la prima partita di campionato non dico che lascia proprio il tempo che trova, ma quasi. Ok. Perché nella prima giornata di campionato Del Milan con la Cremonese, dici? in generale le squadre anche si disintossicano magari di tutte le scorie che hanno accumulato. Perché c'è... Io vengo nel mio campo e quindi giudico la mimica dell'azione che ho visto. E l'azione è di un giocatore che spinge un altro giocatore, seppur lievemente, e l'altro giocatore spinto non cade nella direzione in cui è stato spinto, cioè Controfisica, ti stai dicendo. il giocatore del Milan l'ha spinto in questo senso e il giocatore del Lecce è caduto in questo senso. Quindi per me non è mai fallo questo, da quanto mi è parso di vedere. Va bene. Elena? Simo, che voto diamo al Milan dopo 27 minuti di gioco? Ma direi un voto, È una domanda così diciamo, difficile, che equivale a una sufficienza quasi. Equivale a una sufficienza Una quasi. sufficienza. Come la classifichiamo la sufficienza quasi? 6 meno? 6 meno meno. 6 O meno. 5 più. Non credevo di metterti così tanto in difficoltà in questo meno. momento. Una sufficienza quasi, vabbè. Una sufficienza quasi. Ma certo. Allora, 28esimo minuto di gioco. Winter- Dopo la partita potrei partire. The Winter, che si potrebbe leggere anche De Viva Inter. Si potrebbe. Ah, questa mi mancava. Che dici Matteo, vogliamo leggerlo così? No.
Vedo No, che hai assorbito bene speravo non mi lo chiedessi 0 a niente, avevo 5, fatto finta di non sentirla. Ma... Certo. Sei in forma, nonostante lo 0 a 5. La vergogna delle vergogne. Ma è abbiamo il incominciato peggior quest'anno risultato solare della storia calcistico della con Champions 5 a 0 League. però. Ma contro Abbiamo Torino. iniziato quest'anno Contro solare una calcistico squadra- con 5 a 0 contro una però. squadra che forse è peggio del Milan, pensa, ma non lo so. se è Anno peggio solare del Milan. Abbiamo calcistico. finito così, ma abbiamo iniziato così. Beh, La difesa infatti. del Torino Questa può essere, come in tanti casi secondo me, una conseguenza naturale di una squadra che sta per essere ricostruita, tra virgolette. Cioè Allegri Senza ha preso, fretta, Allegri ha preso una Sta squadra distruggendo. e sta cercando di trovare i meccanismi. Dategli 3-4 Il partite. Milan dell'anno scorso era più forte di questo, sei d'accordo? A livello di rosa, a oggi sì. Sei Però d'accordo? a posso livello dire di una- rosa, si a può- oggi Era sì. più Scusate, forte. però, Purtroppo hanno sbagliato due aspetta, allenatori io su non due. sono un estimatore di Allegri, non lo sono mai stato, anche se è un allenatore, un grande farò una allenatore, ragione. però mi darete atto di questo concetto su questo allenatore qua. Forse. È un allenatore che spesso è stato criticato, ma i suoi risultati poi alla fine l'ha sempre ottenuti. Perché anche alla Juve l'hanno criticato tanto, ma è andato via comunque da vincente perché ha vinto una Sì, Coppa quando Italia. aveva, Quindi, quando aveva Bonucci, no, voglio dire Chiellini che e secondo me Barzagli. 3 o 4 partite prima di aggredire tanto la critica bisogna lasciargliele, proprio per questo motivo, perché si è dimostrato un allenatore... Milan è partite, arrivato, partite, No, dai. si è Simone, il dimostrato Milan è un arrivato allenatore- ottavo l'anno scorso, No, no, però- comincia il campionato, perde con la Cremonese, Sì, giusto. Lecce Milan sta facendo fatica, No, cosa ma è dobbiamo dire? È giusto perché, Calma, bel Milan, è giusto c'è tempo. È giusto perché Normale, noi dobbiamo dai. giudicare quello che stiamo Sì, vedendo, ovviamente. sì. Però attenzione, Sempre perché questo è un nell'educazione, allenatore, nell'intelligenza, però secondo non è che me possiamo dire belle allenatore- cose. È un allenatore che alla fine quello che vuole lo porta sempre a Ma casa, più o la meno. fine è questa. Cioè, non c'è neanche l'inizio. Alla fine del campionato. Qui lui non è neanche partito, capisci? Gli crei anche degli alibi, no? Degli Come no? alibi. Eh sì, perché anche involontariamente quando ci sono problemi di questo tipo, siccome, diciamocela tutta, Al volo, Simone. la natura dell'uomo è risparmiarsi, ma non che uno lo fa per E cattiveria. della donna, scusa. No, dell'uomo in generale per Ah, dire dell'uomo in è generale. risparmiarsi e quindi il giocatore se ci sono dei problemi va al risparmio naturalmente, senza farlo apposta, va proprio al risparmio. 2 minuti di breve, Matte, siamo in tanti. No, no, no. Chi è che indichi, Matteo o io? Matteo. Ah, scusa. Però No, se no, vuoi- no, vai Simone, vai. No, figurati, che a volte, come dice Luciano, bisogna capire i meccanismi della società, di quella parte nascosta del calcio che è la parte societaria. Magari un'espressione del genere può essere volta a spronare il giocatore invece che a... Ma come a spronare? Lo stanno cacciando, sembra che che- cosa sproni? non lo so. No, Secondo te mette la gamba? No. Secondo te mette No, la no, gamba? volevo dire che Gamba? magari un No. giocatore, E poi magari ci non sono lo credo. caratteri e Ma caratteri, magari guardate- certi giocatori dopo No, un'espressione ma non del è la genere... causa A differenza degli interisti, noi abbiamo almeno un minimo di critica, perché lì, sai, lo 0-5 è diventato 5-0, non so se hai sentito prima contro Torino. uno dei baluardi nerazzurri di certo. Netflix. Infatti. Lo 0-5 è diventato contento, 5-0. sì. Cioè, diciamo che hai criticare dimenticato una il Paris Saint-Germain con la vittoria col Torino? Ma la vita va avanti, le emozioni tornano, si rincorrono, la si vostra lasciano e però si riprendono. è sempre una vita Eravamo di disperati, sembra di capire. giustamente, per aver perso 0-5, ma adesso siamo contenti per aver vinto 5-0, caro Sì, Furio. sì, sì, avete Caro Furio, quadriplete, che lotterete per il quadriplete. quarto posto voi, e No, noi per lo no, scudetto. guarda, io non lotto Noi per lo con scudetto e voi per il quarto posto. Ma io credo che comunque il Milan riuscirà ad col arrivare in dito Champions. così non si fa mica una minaccia. No, ma lui è quello, è pagato il dito, anche ha un surplus Questa- per il questa è dito. una Ma minaccia. parlava lui o parlava l'oracolo? No, adesso era... L'oracolo c'ha l'interista. il cappellino delle feste di compleanno. Però a volte devo dire che mentre parlo mi rimane tipo una forza che è data dall'oracolo. Quella è l'evitazione. Adesso apriamo una botola lì, così almeno non parli Ma più. praticamente è una cosa, una lievitazione che mi è data dall'oracolo. Potrei rimanere così per mezz'ora. Comunque il calcio è assurdo, No, ma perché No, palla, sembrava molto palla, ma se la palla avanti, che cosa non lo dici? so. Palla, Diciamo ha che toccato la l'intervento palla. è Il pallone, scomposto, il pallone avrebbe sembrava cambiato più clamoroso in direzione. presa ha diretta. toccato la palla. confermi la tua sufficienza quasi? No. No? Posso mimartelo? Posso? No, chiedo al regista, aiuto regista, cameraman e contro cameraman. Se cosa posso vuoi farlo fare? lì, non il lo so. voto della partita. Ma Vediamo, guarda che vediamo, non ti vediamo se prendono le Vincenzo telecamere. riesce a Non immortalarti. ti prendono le Non telecamere. andare troppo fuori. Vediamo cos'è sta cosa.
Vabbè, ok. No, va tradotto però. Tu l'hai Questo capito? che lingua è? lo rifaccio. Ma senza sei stare a più, rifarlo, aspetta. 6 più. 6 più. E bravo Furio Fedele. Io invece mi inserisco nel mezzo. Però stasera non hai rischiato niente, nel secondo tempo potevi farne più di 2, quindi secondo me 6,5 è un voto corretto. E questa cosa devo dire che conferma la regola, cioè che io e Mosconi diamo sempre gli stessi voti. Come no? Hai Ne dato parlano sei più, tutti in hai Italia. Io e dato sei Mosconi più. diamo Cioè, è sempre... lampante. Ma hai dato Perché? 6 più. No, 6 più. E tu cosa hai detto? 6,5. 6,5 e 6 più è la stessa cosa. No, direi di no. No, se no sei- si chiamerebbero no, nello stesso scusate, modo, però, scusami. 6,5 vuol dire 6,50. Sì. E 6 più vuol dire 6,50. Perché? Ma chi lo decide? No, no, Per me sei più. 6,49. 6,25. Brava Elena, 6,25. No, scusate, io per 6 più intendevo quello che ha detto Vabbè, Mosconi. Simone, è interessantissimo questo argomento, non lo metto in dubbio. Allora però ho Andrea- sbagliato, ho sbagliato. Sì. No, ci mancherebbe. No, io intendevo dire quello che ha detto valeva Mosconi. meno. Sarebbe meglio andare un pochino Esatto. avanti. Io intendevo dire quello che ha detto Mosconi. 6,5. Per più intendevo un mezzo voto. Va bene, grazie di averci Abbiamo- avvisato. Vabbè, gliela un perdoniamo, quarto dai. d'ora per niente. Gliela Interessante. perdoniamo. Ecco, i risultati ce li dà anche Simone. Riesci in 2 minuti, Simo, a dirci come finisce Napoli-Cagliari? Vai! Stai lontano da sto cuore, a te volo co pensiero, l'azzurro del cielo un velo ha lasciato e ogni giocatore sedesso fasciato nel numero anno il bianco di nuvola portando sul petto lo scudo di favola. Oi vita mia, canta lo stadio sfoderando quell'arma più forte del gladio, e la grande letizia di Napoli l'arma che d'ogni avversario il piede disarma. A voi tutti, gentile pubblico presente, buonasera dal Maradona veemente. In quest'istante incomincia la partita e per il Cagliari si mette in salita. Con il furtivo e veloce 1-2 si presentano al portiere ambedue. Dopo aver fatto i saluti di rito al portiere sardo che accetta l'invito, fanno 4 chiacchiere del più e del meno. Dal convenevole si passa al veleno e l'uno estremo a nozze invitato comprende che la boccia lo ha già beffato d'imprecazion blasfeme contro il creato. S'empie la bocca il difensore dannato, ma porca la puttina del caso putriddo, non saprà cattafor la palla scemmiddo. I 2 azzurrini fanno un grande gol e al portiere la beffa si tanto gli duol. Ma scende ancora la città della pizza, torchiando l'avversario pien di mestizia. Napoli spreme fino all'ultimo succo, finché il raddoppio lascia tutti di stucco. Dunque gli isolani, spremuti all'osso, danno alla luce il grande paradosso. Seppur stremati e senza energie, dal nulla improvvisano 2 magie. Grandissimo lancio a tagliare il campo, al difensore azzurro viene un crampo. Cade e con una fantomatica bicicletta al Napoli lo scotto improvviso spetta, ma subito dopo il Napoli risegna, il primato campano ancora regna. Primato sì della squadra fenomenale, ma sempre attenta all'internazionale. È finita la sfera magica, il Napoli vince 3-1 e io, Paolo Marcello, ti do la linea. Io avevo capito 3-2, No, però no. 3-1 fine. No, ma Guardalo là. È in transfer. Genoa-Juventus, vai Simo. Ma se che penso a lui mi vedo ma, vedo i miei monti a casa d'annunzia, rivedo righi a me strenzio che, gentili telespettatori, vi pongo un quesito. Cos'è il bianconero? Un colore sbiadito? Che cosa sarà questa estrema alternanza che prende il Piemonte e ne fa alleanza? Una tinta è il principio, una la coda, la cromia che un tempo andava di moda. Gli opposti colori stanno al creato come acqua e fuoco stanno in un prato. Se l'uno distrugge, l'altro ravviva, del bianco di luce il nero si priva. Ogni ombra del nero il bianco si toglie, sono l'una e l'altro, marito e moglie.
Son come due poli contrari nel mondo, si alternano sempre in un giro tondo, dal tutto al niente, dal bene al male, dal nascer gaio a un triste finale, son sempre loro a donar la pittura, ove gli opposti il colore misura. Orditemi voi, o popolo comune, rappresentanti fieri di mezze lune, che per metà son bianche, metà son nere. Andate a Genova con le vostre bandiere? Sì, mi dicono i tifosi agguerriti, nel gabbion di marassi presto finiti, il nido del grifo vogliamo espugnare, ma un'onda anomala giunge dal mare, per l'onda rosso-blu subito un golasso, lo scoglio bianco-nero rimane di sasso. Scoglio di sasso che non fai più il gradasso, non puoi chiamarti scoglio se ora ti passo, e monta la marea che inghiotte la roccia e arrivasi fredda per la Juve la doccia. Due come doppio, come due marcatori, seconda la rete, raddoppiati gli allori. Due è il binomio e la doppia virtù, finisce 2-0 per i rosso-blu. Hai capito? È finita così la sfera magica. Al campo di Marassi di Genova, il Genoa vince 2-0 contro la Juventus e io, Paolo Marcello, ti do la linea. Come Niente dicono po' di quelli che occhio per occhio. Io però sono più tranquilla dopo questo pronostico, Sì, perché vuol dire che la Juve riesce a vincere. Vai. Allora, leggiamo le parole di Succede sempre il Comollini. contrario. Come finisce Inter Udinese, Simo? Dovevo fare la sfera dell'Inter ma non posso farla perché il tempo si è concluso. È rotondo e sferico nella forma generica del calcolo numerico che insegna la fisica del pallone fotosferico, diametralmente periferico, praticamente simmetrico, emisferico, troposferico, gastroenterico, collerico, antibatterico, stratosferico, danza e poi rimbalza lungo la linea, avanza inzuppato di speranza dei tifosi abbastanza scalmanati, quasi malmenati, dei poliziotti che fanno i botti mentre danno gli scappellotti, mentre vengono colpiti da bombolotti e giavellotti, poi volano cazzotti, manicotti, pizzicotti, gli sbirri malridotti, poi si mettono i cerotti, ma nel momento cruciale iniziano a sparare i poliziotti cellerini come ironi cenerini, impettiti e spavaldi, sicuri, fermi e baldi, compongono la barriera dell'arma forte fiera, alzano i loro scudi in modo un poco rudi, con grande eleganza l'Interplotone avanza, e l'Interplotone anche in campo entra fieramente da bordo campo, dallo schieramento nero-azzurro allo schieramento bianco-nero, si infrappone una mano per uno stringere sincero, inizia la partita della palla ambita, sugli spalti fuggita, dal palo rintontita, dalla classe condita, da un colpo finita, non ritorna più in vita, si cambia il pallone, riprende la partita con un'azione che invita dopo un dribbling nello stretto, dice il pallone te lo metto, il giocatore nero-azzurro taglia la difesa come burro e poi mantiene la promessa, e la gran corsa in porta cessa, e la gran corsa in porta cessa. Marcus Thuram entra in porta al minuto 78 e l'Inter vince 1-0. È finita qua la sfera magica, a te Paolo Marcello, la linea. Grazie a Simone Barbato. Ciao ciao amici, ciao. Grande Simo.